Grazie all'associazione Onlus Luci nel Mondo di Verona, che ha raccolto per la regione una serie di testimonianze di gente veneta nel mondo, vi proponiamo quella del vicentino Vittorio Crosato. Partito negli anni 70 da San Rocco di Tretto, ha subito trovato lavoro in Sudafrica, dove si è poi ben posizionato con l'avvio di un'azienda di riparazione e manutenzione di motori elettrici. Oggi la sua attività copre un range che soddisfa l'intera industria sudafricana e dà lavoro a 78 persone. Sono nato nel 50 a San Rocco di Tretto, in provincia di Vicenza. Ho fatto diverse domande di immigrazione perché volevo girare il mondo e non avevo esperienza, non sapevo dove andare e in Italia mi sentivo un po' chiuso, non sapevo come liberarmi dalla situazione com'ero. Il primo paese che mi ha risposto e mi ha fatto fare la domanda di lavoro è stato il Sudafrica e così nel 72 sono partito a venire in Sudafrica. Abbiamo cominciato con riparazione di motori di piccola misura e ci siamo sviluppati che attualmente possiamo riparare motori ad alto voltaggio, motori a corrente continua, corrente alternata e copriamo un range che soddisfa l'industria sudafricana, tipo cartiere, produttori di tubi, di industria chimica, centrali elettriche, acciaierie. Ho studiato all'Università di Witwatersrand psicologia e poi ho fatto i masters in traduzioni e interprete. Dopo i masters ho lavorato in ambasciata italiana per un anno. E poi mio papà mi ha chiesto se sono interessata a venire a lavorare con lui e sono 3 anni in dicembre che sono qui con lui, sto imparando. Ho 2 fratelli, uno Mario che è anche ingegnere, però non lavora qui, forse in 3 anni viene anche lui, e l'altro più giovane, Ronaldo, e anche lui ha l'intenzione di venire qui il prossimo anno. Qui siamo a Pretoria Power Station, è un centrale che produce energia per la città di Pretoria, è uno dei nostri più grossi clienti per cui ripariamo i motori.